Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella diretta live splash del vostro Marietto veneziano. Oggi sono contento perché devo dire che sono andato a controllare quanti ebook sono stati scaricati gratuitamente al sito capitano.altervista.org e ho visto che in 5 anni abbiamo raggiunto 147.703 ebook scaricati gratuiti, di cui quello più gettonato l'hanno scaricato in più di 18.000 persone. Quindi diciamo che mal che vada 18.000 persone hanno scaricato gratuitamente questo ebook che avrà come minimo 10 circuiti radionici. Però ipotizziamo che su questi 147.000 ebook più o meno diciamo che ogni ebook aveva 10 circuiti o quadranti radiostesici o circuiti radionici, quindi diciamo che il Marietto è riuscito a dare finora 1.470.000 e abbondanti ebook gratuiti. Ciao, buongiorno Stella Mattino, grazie di esserti unita, grazie Sara di esserti unita, grazie, nel diario del Marietto. Quindi diciamo che negli ultimi 5 anni il Marietto, zitto zitto, 4 con aiuto di alcuni personaggi che ricordo come Paola Chiarilli, Icaro e tanti altri, e negli ultimi anni un grandissimo aiuto lo sta dando Hildegarda con anche la creazione di bei circuiti tipo quello emozionale ma anche quello colom. Insomma, ciao Marzia, grazie di esserti unita. Quindi diciamo che il sito del capitano.altervista.org è diventato un punto di riferimento per molte persone che si stanno avvicinando alla radionica e alla radioestesia. E quindi il vostro Marietto non può essere altro che contento. Quindi per chi questo video più o meno lo vede 300 persone il primo giorno che viene messo in circolazione, quindi per chi è nuovo mi capiterà di vedere questo video, vi consiglio, se non sa cos'è la radioestesia, di andare nel sito capitano.altervista.org e iniziare a scaricare gratuitamente gli ebook dove può stamparli. Mi ricordo che i primi ebook, per poterli dare, addirittura c'erano alcune persone che avevano fondato questo, come si dice, gruppo misterico nel 2014-2013, addirittura andavano nei negozi di esoterismo, li regalavano e questi li mettevano in vendita anche a 20 o 30 euro a foglio. Ma a noi ci importava che la radiestesia fosse in un certo senso conosciuta a livello italiano. Io penso che in Italia ci siano poche persone che, come il Marietto veneziano e questi personaggi che si sono adoperati, tipo Icaro, Paola Chiarilli appunto, che è stata una delle fondatrici, ma anche tanti altri, tipo la Solaria, tipo la Patrizia di Roma e altri. Insomma, questi personaggi hanno contribuito in un certo senso a divulgare la radiostesia e la radionica. E poi chiaramente il Hildegarda che sta facendo un lavoro colossale. Per chi non sapesse ancora che Hildegarda è una bravissima esoterista che sta divulgando sia la radionica che la radiostesia, che la magia, che vari altri segmenti dell'esoterismo, tipo i tarocchi e quant'altro. Un bellissimo canale YouTube importante, ha più di 2000 iscritti e chiaramente è anche una sua attività professionale. Quindi chi non sa, per quelli che vedranno questo sito, cioè questo video il prossimo oggi e non sanno ancora che il Marietto veneziano è Hildegarda, vi voglio ricordare che Hildegarda e il Marietto veneziano hanno dei gruppi di Facebook e anche dei canali YouTube dove è gradita l'educazione, perché ieri mentre stavo facendo una live gratuita c'è stato un personaggio che non mi ricordo neanche più come si chiama, che ha criticato il mio modo di essere. Se non è interessato a venire non deve neanche scrivere niente, no?
Comunque, detto questo, sarà bannato appena lo ribecco bene, no? Comunque, andiamo avanti, parliamo un po' della situazione che sta avvenendo in questa Italia, in questo periodo un po' così, no? Adesso, vedete, io adesso racconto cose che sono successe nell'83, 84, fine 90, in cui in questa casa dei sogni si facevano o si viveva al di sopra delle proprie possibilità e molti dipendenti non si rendevano conto che facevano parte di un progetto molto più importante e praticamente il loro karma li aveva portati in un posto che era meglio che non fossero mai nati, no? Perché poi è chiaro che il karma non si può scappare e anche se, come ho detto ieri, prendevano 10 volte lo stipendio di un operaio italiano, quando un italiano guadagnava 1,3 milioni, loro ne guadagnavano 15. Quindi capite che non c'è niente di gratis in questo mondo, eh? Ciao Giulia, grazie di esserti unito a noi. Poi, per fare un excursus, ho parlato di questo farmacista. Ripeto, non tutti i farmacisti sono così, ma in quel caso lì alcune branche dei servizi segreti avevano bisogno di psicotropici e questo personaggio che voleva costruirsi palazzi era quel classico tipo che sembrava sempre che sapesse una pagina più del libro, elegante, cortese con i forti e criminale coi deboli. Quindi quel farmacista lì nel 2015 è andato in basso astrale e adesso sta pagando cose impossibili da descrivere. E adesso la situazione, come vedete, è così in stallo. Adesso, se avete, non so, letto Maurizio Blondet, il suo famosissimo blog, sta spiegando che giù in Libia praticamente c'è una guerra silenziosa fra Russia e Turchia. Il governo italiano chiaramente sta dalla parte della Turchia perché la Turchia è cane e gatti con i greci e i greci, ve lo voglio ricordare ancora per chi è un pochettino a corto di memoria, sono stati quelli che hanno bloccato i fascisti mentre i tedeschi andavano in Russia e quindi praticamente i russi sono arrivati 2 mesi tardi o 3 mesi tardi a Mosca e sono congelati e lì hanno perso la guerra. Quindi i turchi, che sono sempre stati catti e gatti con i greci, praticamente l'Italia è appoggiata politicamente e militarmente a doppio filo alla Turchia. Quindi giù in Libia in questo momento c'è una guerra feroce con la Russia, anche se non viene scritta a titoli cubitali sui giornali, ma questo è quanto. Quindi siamo in una situazione di stallo dove i giornali mainstream dei regimi non dicono come stanno le cose, ma praticamente siamo vicinissimi a un inizio, basta una scintilla in più e la cosa potrebbe sfuggire di mano. Però voi sapete che c'è il sito alcapitano.alterviste.org e quindi di conseguenza attivate tutti i circuiti che potete, perché se anche dovesse scoppiare questa temuta guerra, e scoppierà, almeno chi avrà attivato i circuiti avrà delle frequenze, delle onde di forma che, se non proteggeranno tutto lo Stato, proteggeranno sicuramente le persone che sono dentro questi circuiti e male non fanno. Poi, già che ci siamo, voglio raccontare una piccola storiella di Osho, che era un mistico indiano che è stato poi praticamente assassinato dai servizi segreti americani. Cioè praticamente questo Osho racconta qualcosa per far capire cos'era il karma e mi piace sempre raccontarla ogni tanto per far capire a quegli scienziati che pensano che possono fare tutte le porcherie di questo mondo e pensare di farla franca, che esiste un karma. Bene, adesso iniziamo questa storia, no? Osho prende come esempio questo periodo storico in cui l'India era potentissima e in cui c'era il Maharaja, no? C'era il Maharaja con la propria corte e in questa corte c'era il giullare. Generalmente noi pensiamo sempre che i giullari siano persone che si potevano prendere a sberle
e a calci in sedere, ma in realtà erano tra le persone più intelligenti della corte, perché riuscivano sempre con poche parole a far sorridere i momenti di tensione. Erano persone intelligentissime che si erano presi il compito nelle varie corti di tirare sul morale appunto del re o della regina o dell'imperatrice e di tutti i loro ministri. Però in questa corte c'era questo Maharaja che era fuori di testa, un po' nervoso, e a un certo punto, mentre c'erano tutti gli altri cortigiani e ministri, tirò una sventola fortissima al suo giullare di corte. A questo punto nella corte, ciao Giuseppina, grazie di esserti unita. A un certo punto nella corte ci fu un gelo tremendo per il semplice fatto che il Maharaja aveva dato una sventola potentissima al suo giullare. Tutti i ministri stettero zitti, il giullare guardò il Maharaja e praticamente i ministri avevano paura che il Maharaja volesse uccidere il giullare. Invece il giullare si volta e dà a sua volta la sventola a un ministro. Il ministro, pensando che fosse un gioco, lo diede all'altro ministro. E così, ciao dolce Carmena, così praticamente in tutto il paese, in tutta la città, era nata questa moda di dare una sventola a un'altra persona. Era partita Maharaja, il giullare subito, intelligentemente, aveva preso la palla al balzo per dare a un'altra persona e così via. Arrivati a sera, cosa successe? Il Maharaja stava andando a letto con sua moglie, era sul letto, a un certo punto la moglie arriva davanti al Maharaja e gli tira una sventola che praticamente lo stese sul letto. Anche il Maharaja si spaventò, perché nessuno aveva mai osato tirare una sventola all'imperatore dell'India, no? E la guardò e gli disse: ma perché fai questo? E la moglie gli disse: perché nell'impero è nato un gioco che bisogna prendere una sberla e darla. Io l'ho presa e adesso la do a te. Il succo del discorso è che il karma è che quando uno lancia qualcosa, prima o poi gli ritorna indietro. Quindi, soprattutto quelli che pensano di fare i furbetti del quartierino, questa storia di Osho va a pennello con questa cosa qua, no? Il karma è così, praticamente è come dare una sventola al più debole e poi arriverà qualcuno abbastanza forte da dartela uguale. Questo perché alcuni mi hanno chiesto che cos'è questo benedetto karma. Questa è una storia proprio che si può capire a qualsiasi livello. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto veneziano, per queste 200-300 persone che vedranno questo video, a parte ormai quelli che sono di famiglia nel diario, vi ricordo che nel sito capitano.altervista.org oggi ho fatto un conteggio e hanno già scaricato qualcosa come 147.703 circuiti ebook e praticamente quasi 1,5 milioni circa di circuiti radionici, quadranti radiostesici dati gratuitamente. Se non l'avete ancora fatto, andate nel sito capitano.altervista.org, è tutto gratis e lì si può scaricare gratuitamente. Grazie Sara del commento. E per oggi è tutto. Fra un po' seguirà la live con il De Garda, avremo una bella sorpresa perché parleremo dei nati del giorno di oggi, quindi il De Garda è prontissima, preparatissima. Chi vuole seguire sempre il diario del Marietto il De Garda, poi questi live verranno messi anche nel canale YouTube del Marietto veneziano, così che chi si perde o non è iscritto al Face o al mio diario può tranquillamente vederle anche nel canale. Bene cari amici, vi ringrazio di avermi seguito fino qui e alla prossima, ciao!